L'Ater di Udine si è interrogata sulla qualità del proprio patrimonio immobiliare, cercando le strategie per il rinnovamento delle abitazioni, partendo dalle necessità del vivere odierno e del comfort raggiunto dalla società attuale. Sono stati definiti 3 concetti di flessibilità. Flessibilità costruttiva, per ottenere alloggi con caratteristiche differenti. Flessibilità aggregativa, in modo da calibrare gli interventi in diversi contesti. Flessibilità d'uso, per variare le funzionalità degli alloggi adeguandoli al mutare delle esigenze di chi abita. Dalle origini di Ater, la costruzione delle case popolari si è adattata al mutare della società. Ancora una volta Ater è chiamata ad adeguare i propri edifici, sviluppando progetti per la costruzione di immobili singoli o raggruppati. Questi interventi potranno sia sostituire vecchi fabbricati, sia far rivivere quelli esistenti. La proposta compositiva e tipologica selezionata potrà essere ripetuta su tutto il territorio regionale e si farà veicolo di un'esperienza innovativa di vicinato solidale, offrendo servizi diversi e unendo famiglie, nuclei fragili e giovani. L'innovazione data dalla flessibilità del progetto può, in ipotesi, anche portare a una condivisione delle soluzioni con gli inquilini, così che ognuno di essi possa essere orgoglioso e responsabile della propria abitazione e sentirsi a casa.